C'è ancora l'ingegnere. Bene. Sì, io mi trovo molto dispiaciuto per quello che è successo a questa casa. Io ho cercato di sistemarla nel mio piccolo, l'ho trovata vandalizzata oltremodo e la cosa mi dispiace molto. Sei cosciente di questo? Signor Te, è consapevole che comunque non è stata colpa mia tutto ciò che è successo. Sì, metto in piedi. È consapevole che non è colpa mia tutto ciò che è successo. Allora, ora proveremo. Rinnovo il mio dispiacere per la casa così vandalizzata. Può farmi sapere se mi può sentire facendo illuminare queste palline. Se mi sente, può far illuminare queste balline, per favore? Che sta tentando di fare un'indagine paranormale? Sta facendo... Allora mi disturbiamo un attimo. Si sono già illuminate? No. No. No, ultimamente sono molto resti a illuminarsi, rispondono molto bene con le bacchette e ho chiesto se è cosciente che non è colpa mia che è successo tutto questo devasto, che io nel mio piccolo ho cercato di preservare, di sistemare il luogo, ma non è servito. Ok, Purtroppo i posti, vuoi o non vuoi, vengono scoperti. certo. Non è che magari intrappolato nello specchio? Può darsi, ma magari anche già in questa situazione qua in cui c'è quello specchio là, c'è un altro specchio. No, mi sembrava che ci fosse. Che spavento. Eh sì, c'è una persona là. C'è anche un cagnolino. Sì. Allora, già comunque potete vedere il devasto che è stato compiuto in questa villa. Allora, noi lasciamo qua Michele. Guardate. Solo fa le sue indagini, così poi scendiamo giù. Tanto possiamo andare bene. Entriamo. Questa che è la sala. Io quasi quasi proverei a vedere se funziona la spirit box. C'è qualcuno qui? Come ti chiami? Signor De Belli dentro? Ho sentito una voce di un uomo. Come ti chiami? Quella pallina si sta illuminando perché ho appoggiato lo strumento. Si è illuminata la pallina. Sei ancora qui? Cioè, sei qui con noi? Sei qui con noi? Come ti chiami?
sentito una voce di una donna. Io mi ricordo che quando sono venuto qui, riguardando il video, c'era la voce di una donna. Mi ricordo anche una voce di una donna che chiedeva aiuto, vero? Mettiamo anche il K2. Come sempre questa pallina si è illuminata perché ho appoggiato qualcosa sul tavolino, tranne questa si è illuminata da sola. Si è illuminato il K2. Sei stato tu a farlo illuminare? Mi sembra di aver sentito un sì. Ho sentito qualcosa, sempre femminile. Allora, facciamo così. C'è anche un'energia femminile qua dentro. Sì. Questa energia femminile ha bisogno di aiuto. E non so se si vede, ma si sta illuminando di brutto il K2. Si vede, è l'inquadratura. Guardate. C'è qualcuno che ha bisogno di aiuto qui. Sì. Sei giovane? Sei anziana? Vissuta e deceduta qui. Eri la moglie del proprietario. Eri la madre. Illuminarsi senza sosta. Le palline no, però. Hai bisogno di aiuto per passare oltre. C'è ancora tuo figlio qui dentro. Io non posso fare tante cose, posso riservarle una preghiera, però più di tanto non posso fare, non è il mio potere far passare oltre le persone. Ti posso riservare una preghiera. Sia a te che a tuo figlio. riservato una preghiera per le povere anime che sono ancora qui, in questo luogo, che hanno bisogno di aiuto. Io non posso fare nulla, purtroppo. Non ho le qualifiche esoteriche
per poter far passare oltre le persone. Non ho sufficientemente padronanza delle energie per fare certe cose. L'unica cosa che ho potuto fare è riservare loro una preghiera per dar loro un po' di calore, un po' di amore e magari un po' di buona energia per poterli far passare oltre. Tutto qua. Questo è quello che ho potuto fare. Dal canto mio non posso che dire ciao a tutti, le energie in questa casa, ciao alla casa che ormai è in uno stato pietoso e ci vediamo alla prossima avventura. Un abbraccio, un bacio e se volete iscrivetevi, mettete mi piace, mettete like, fate quello che volete. Madonna, sento un'aria fredda dietro di me. Veramente, cioè ci sono tutte le finestre chiuse e niente. Vi saluto, vi mando un abbraccio.